il mappamondo a forma di cuore, chiamato anche mappa turchesca, è un esempio di quanto sia vago, illusorio, esotico parlare di Oriente. E in effetti, se vedete, i contorni del mondo sono assolutamente quelli nostri, ai quali ormai siamo abituati, il tracciato cartografico. Ma a trarci in inganno il trompe-l'œil è dato proprio dalla scrittura in caratteri arabi, una scrittura in caratteri arabi che però non fa che esprimere concetti sviluppati, approfonditi a Venezia dalla cartografia veneziana ed europea, soprattutto veneziana in quest'epoca. Venezia è ancora dominante quanto a produzione di qualità. Dunque è una maniera di presentarsi in un modo, di illudere, di creare una impressione di Oriente, di esotico, che invece è nella sostanza assolutamente familiare, vuoi per i concetti espressi di tipo geografico, vuoi anche per la forma data al mondo.